Presidente Scalzotto, lunedì finalmente la riapertura delle scuole superiori, la provincia ha speso tantissime energie per arrivare pronta chiaramente a questo appuntamento, partendo proprio anche dal tema trasporti. Assolutamente, un filino d'apprensione, incrociamo le dita che vada tutto bene, chiediamo naturalmente un po' di comprensione perché la prima settimana è così da mettere in previsione come un momento di grande concitazione e qualcosina magari può essere ritarato. Grandi energie, grazie anche alla prefettura che si è impegnata per questo piano di trasporti con regione e naturalmente provincia. Un momento per gli studenti per ricominciare a vivere la loro vita. Siamo molto soddisfatti di questo, un po' preoccupati per quello che è l'andamento comunque dei contagi che sappiamo che con la frequenza delle altre persone rischia di elevarsi, però guardiamo con fiducia a una ripresa delle attività, soprattutto per gli studenti. Ultima battuta, per quanto riguarda i trasporti, abbiamo sentito che insomma, c'è la volontà anche dei privati di mettersi a disposizione del pubblico proprio per affiancare, per allargare il parco mezzi e per dare quindi la possibilità di avere più veicoli che contribuiscono al trasporto, perché ricordiamo che i mezzi devono viaggiare, se non sbagliamo, al 50% della loro capienza. Certamente, esattamente, quindi siamo a una capacità di trasporto maggiore di quella che è ordinaria nella nostra provincia e quindi ci si è dovuti rivolgere un po' tutte le forze, tutti i mezzi in campo. È stata una sinergia che diciamo ad oggi sulla carta ha prodotto un piano che dovrebbe essere sostenibile, ripeto, è importante che tutti si dotino di pazienza perché può essere che ci sia bisogno di qualche ritaratura, ma credo che sarà sufficiente.